Allora, il programma prevedeva, dico a sto punto, dall'idea all'azione, no? Io spiegavo a Serena l'altra volta che il nome è stato, io rappresento in questo momento qui anche la società, no? Di cui sono anche socio, che è Strategia e Controllo. In realtà, che cosa facciamo noi? Quindi accompagniamo le imprese, aspiranti imprenditori, le start-up, quindi diciamo anche in più fasi della vita aziendale, che va dalla concezione dell'idea a definirla, insomma, fino poi alla costruzione della vera e propria impresa, li accompagniamo in che cosa? Nelle due componenti che vedi, quindi pianificazione, scusa, mangio la memoria, pianificazione strategica, e poi per capire se davvero l'idea a cui che abbiamo sposato, che abbiamo pensato, sta trovando il suo frutto, cioè se sul campo poi si trova quello che poi abbiamo pensato, c'è la parte di controllo. Controllo che a me piace poco come parola, perché sembra sempre che qualcuno ti sia un po' lì col fiato sul collo, a cosa stai facendo, cos'è, ma quanto ci hai messo. E in realtà il controllo, chiamalo amministrazione, chiamalo gestione, chiamalo monitoraggio, ma è giusto, è veramente per capire se quello che abbiamo pensato e poi, grazie all'azione, è quello che poi ritroviamo effettivamente sul campo. Ti tralascio la definizione di imprenditore, ma a me piace tanto riprenderla, perché è colui che intraprende, per dirti quanto in realtà è difficile sta cosa qui. E te lo spiego, siamo pieni tutti quanti di idee, io compreso, cioè mi piacerebbe, vi racconto questa che tanto così è in confidenza, no? Tanto, siamo in pochi, sono diventato da poco genitore, no? E allora ti viene in mente, oh, potrei fare le attrezzature per bambini. Tu le compri il passeggino, navicella, vedo le professoresse che dicono di sì, no? Come si chiama? Lettini, ma tutte queste robe qui durano pochissimo in realtà, cioè già la navicella io non la sto neanche usando. E allora a me viene l'idea, dico, cavolo, ma se io se facessi una società che noleggia queste cose qui, no? Ah, sarebbe fantastica. Io ho fatto l'idea, ma mettere in piedi sta cosa, chi lo fa? Io non ci riesco da solo, cioè è una strada che è veramente tortuosa, ok? E il discorso di quanto vale, di solito vengono gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori, no? E ti dicono quanto vale la mia idea? Boh, da buoni economisti ti dicono di solito dipende, no? Dipende. È vero che dipende, però la tua idea in questo momento qui vale zero perché non c'hai niente in mano, c'hai l'idea, ok? Non c'è la realtà. La realtà in realtà è superiore all'idea, ok? Al pensiero. Scusa, termine imprenditore che mi aiuta anche poi a circoscrivere una differenza che è tra chi è titolare di una piccola impresa, ok, di un negozio, che in realtà con il proprio negozio sopravvive, diciamo, ok, è la fonte principale del suo reddito, ok, investe il suo tempo, le sue risorse in questo. Fate conto di vedere il negozio, ok? Il negozietto, probabilmente non stiamo parlando di un imprenditore, ok? Stiamo parlando di una piccola attività, una piccola impresa con all'interno una persona che svolge le sue attività quotidiane per il proprio fabbisogno, ok? E tra l'altro è un po' un'estensione, ok, della propria personalità, ok? Quindi rispecchia anche le proprie caratteristiche, i propri gusti. Dall'altra parte invece l'imprenditore ha uno scopo, che è quello di innovare e di crescere. Quindi all'aumentare anche della complessità poi troverà a supporto una parte di organizzazione, quindi persone che per lui continuano a intraprendere questa strada, ok? Che lo supportano nella sua idea. Tutte cose che con Serena abbiamo visto, no, Serena? Se mi concentro poi su quelli che sono proprio i rischi, ok, che un imprenditore si trova a superare, ok, o a dover gestire, semplificando al massimo, tre possiamo dire che sono i rischi, ok? Il primo è il rischio di mercato.
quindi, e dopo te lo mostro, il rischio di prodotto e il rischio di team. Soprattutto all'inizio, quando c'è una fase di startup, la concezione del team è molto importante. Anzi, trova, soprattutto nella fase di ideazione, quando io vi dicevo non sono capace di portare avanti da solo la mia idea, è perché in realtà ci vogliono un sacco di competenze. Basta pensare all'università, no? Cioè, quanti insegnanti ci sono perché un pacchetto formativo, un corso sia assemblato, ognuno con le sue specificità. Rischio di prodotto. Io potrei concepire un prodotto, ma in realtà non avere né la tecnologia disponibile, dovrei andarlo a prendere da qualcun altro, quindi avrei bisogno di stringere delle relazioni strategiche, delle partnership, e immagino anche l'università, ok? Se dovessimo pensarla. Devo capire come eventualmente costruirlo questo prodotto, quindi devono essere, chi potrebbero essere i miei fornitori, tutta una serie quindi di fattori che influenzano il prodotto. Il rischio di team ve l'ho spiegato in brevissimo. Il rischio di mercato alle volte è sottovalutato perché si pensa che la propria idea sia geniale, ma poi nella sostanza il mercato non c'è. Facevo l'esempio l'altra volta a Serena, noi siamo insediati al polo tecnologico a Pordenone, quindi di startup ne passano, no? Che hanno bisogno di supporto, e raccontavo questa Serena, tanto è vero che siamo registrati, ma è internos, di questo ragazzo che voleva fare dei pannelli fotovoltaici da installare sull'arredamento della casa. Vabbè, bellissima l'idea, no? Ma poi che mercato può avere questa soluzione qui? Non lo so, però un'idea te la fai sommariamente anche, dico, da uomo della strada, ok? Quindi al di là della professionalità. Mostravo a Serena poi che il rischio di mercato, okay, è uno tra i principali motivi di fallimento di un'idea. Cioè, è vero che alcuni poi magari fatto il proprio prototipo di prodotto, la propria scandagliato il proprio mercato, finiscono la propria esperienza imprenditoriale perché magari sono finiti i soldi. Però se vedete è una componente residuale rispetto a tutte le altre casistiche. Ok, cioè nessuna necessità del mercato al secondo posto ed è molto vicino a finito i soldi. Non sono riuscito magari a distinguere il mio prodotto dalla concorrenza. Non ho costruito la mia idea in maniera, come abbiamo fatto anche con Serena, con il Business Model Canvas, in maniera strutturata. Quindi ho preso dei pezzetti, devo assemblare dei pezzettini, dei pilastri perché questo modello stia in piedi. Problemi di posizionamento sul mercato, problemi legali e normativi, eccetera, eccetera. Di esempi poi ce ne sono pieni di fallimenti anche di aziende consolidate, no? No, queste ve le lascio tranquillamente, non ho, insomma, sono contento. Piccoli negozi proprio spazzati via dalla grande distribuzione, di World Ikea, Decathlon. Nuove tecnologie che sbarellano il mercato, vedi Nokia, BlackBerry, cioè Nokia magari io lo ricordo come primo telefonino, no? Il mio primo telefonino, vedo anche Serena, il 3310, fantastico, sognato e spazzato via completamente. Cioè non è riuscita a stare al passo coi tempi. BlackBerry, no, idem. La Kodak era un colosso completamente spazzato via dagli smartphone e tanti altri, ok? Allora con Serena ci siamo detti, senti, cominciamo allora fate questa premessa velocissima, cominciamo a focalizzare che cosa posso fare. Ok, come potrei iniziare a costruire la mia idea, ok, a mettere insieme quei pezzettini. Cosa ci può venire in supporto come strumento di pianificazione? Il business plan. Chiamatelo business plan all'inglese, chiamatelo piano industriale, è esattamente la stessa identica cosa, ok?
E a me piaceva e piace utilizzare questa definizione piano industriale che è da Borsa Italiana, okay? Quindi niente, fonti qualificate, diciamo. Quindi che ti dice, senti, è un documento, quindi ti dice già che deve essere scritto nero su bianco, cioè non può restare una cosa aleatoria solamente nella tua testa, perché scriverlo nero su bianco aiuta tantissimo a trovare i punti incongruenti, congruenti, tutte le relazioni che ci possono essere. Quindi ha un documento che a partire dalla presentazione delle strategie, quindi ti dice già che cosa devi definire, la tua strategia, ok, a livello aziendale o all'interno delle tue singole strategic business unit, quindi all'interno del cappello strategico, ci sono dei moduli, ok, ci sono delle unità che possono essere pianificate a livello singolo. Se ascolterai la registrazione della scorsa volta, abbiamo fatto la Apple all'interno ha un sacco di business unit, perché sicuramente avrà quella dedicata ai computer, avrà quella dedicata come si chiama, scusate, agli accessori, allo smartphone, cioè ce ne sono, no? Quindi, ed ognuna avrà le sue strategie sotto il cappellone Apple. E ti dice, senti, per ogni area di azienda, a sto punto possiamo fare e stabilire qual è il tuo fabbisogno, sia a livello strategico che a livello di risorse, quindi quante ne servono per sviluppare la tua idea. Vengono illustrate, abbiamo detto, le intenzioni strategiche e le azioni. Quindi è quello che ci stiamo dicendo. Dobbiamo dirci la nostra idea e capire che cosa ci serve per raggiungere questa nostra idea. Ci continua anche che per raggiungere ogni azione abbiamo bisogno degli obiettivi. Allora, insieme a Serena, l'altra volta siamo andati a vedere come si deve costruire un obiettivo, no? E perché serve costruirsi un obiettivo. Serena la conosceva già in realtà. Si è stupita che conosceva l'acronico SMART, quindi ti dice come costruisci un obiettivo. Senti, ricordati che deve avere queste 5 caratteristiche qui. Deve essere SMART, che in realtà ogni lettera sta per un acronimo, ok? Ultimamente se ne sono aggiunte 2 altre lettere, quindi una designazione nuova che è ER. Lascio tutte quelle sopra, ve le ho già spiegate, ma mi concentro sulle ultime 2 perché uno, naturalmente ad oggi, trattando con le aziende e con le idee, non puoi più avere un'idea che non sia eticamente sostenibile e soprattutto, insomma, che rispecchi standard etici ed ecologici, ok? Quindi siamo in ambito della sostenibilità pura. Ricordando che insomma il profitto è lecito, ok? Perché ogni tanto c'è questa malsana idea che l'azienda non debba fare profitti, ok? Ma in realtà l'azienda vive sui profitti, ok? E dicevo, la R che in realtà deve essere scritto, ok, come documento, quindi anche l'obiettivo, scriviamolo e soprattutto diciamo a chi è assegnato. Facevo l'esempio sempre l'altra volta, lo dico per Lucero, due genitori, no, che si dicono, senti, ma dobbiamo andare a prendere il bambino a scuola. E tutti e due, sì, sì, qual è il rischio che si corre? O che non ci vada nessuno dei due, o che ci andiamo tutti e due. Quello è importante stabilire, per quello è importante stabilire di chi è la responsabilità dell'obiettivo, perché altrimenti o vanno tutti o non va nessuno e quell'obiettivo lì resta, resta fumoso e nebuloso e soprattutto non raggiunto. E per me questa, se io in queste ore qui vi riuscissi a far passare e a instillarvi nella testa questi 4-5 passaggi qui, io sarei felicissimo, ok?
Perché allora abbiamo fatto sempre il giochetto l'altra volta e se volete lo rifacciamo. L'importanza di dire chi siamo e cosa vogliamo fare fin dall'inizio. Cioè, è un tassello, anzi, è il primo tassello. Cioè, le cose non possono venire a caso se non sappiamo dare una strada a dove vogliamo andare. L'altra volta abbiamo letto le vision e le mission di Ferrari e abbiamo letto la vision e la mission di Ikea, mi pare, giusto Serena? Eh? E senza, allora, sulla prima ci siamo tarati, sulla seconda, pur non avendole detto chi era l'azienda, ha detto è Ikea. Questo per dire che la costruzione di Ikea come impresa non è stata a caso. Cioè, loro a tavolino e durante la concezione dell'idea hanno stabilito cosa volevano diventare da grandi. Obiettivi, ma l'abbiamo detto. Passiamo ad una seconda fase, ok, che è quella di analisi, e per farlo di solito si usa uno strumento, anche qui manageriale, che si chiama SWOT analysis. E che cosa evidenzia? Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, che è l'acronimo in inglese, ok? Del business. Quindi una volta che io ho stabilito cosa voglio fare, dove voglio andare e mi sono analizzato quali sono, nel caso di Serena come singolo, ma nel caso di costruzione anche di impresa, quali sono le leve su cui posso far fronte, quindi i miei punti di forza. Devo essere anche, diciamo, onesto di dire, senti, ma quali sono le mie debolezze, ok? E soprattutto vado a fare anche un'analisi esterna, quindi e di mercato e di concorrenza, su quali sono le opportunità e le minacce che la mia arena, diciamo, competitiva e il mio mercato mi si stanno proponendo. Ok? Raccontavo sempre che strategia, tutte queste cose qui, strategia, arena competitiva, mercato, sono tutte di derivazione in realtà militare. Quindi per dirvi quanto alle volte è forte e importante fare queste scelte. Fatta la fase di orientamento, la fase di analisi, a questo punto vado su quelle che sono le mie, cioè potrei andare a capire che la mia idea non è del tutto funzionale, che il mio prodotto non è del tutto funzionale al cliente, potrei a questo punto andare a ripensare quello che voglio fare, più che lecito, eh. Graficamente a me piace molto lavorare anche di grafica, perché mi resta. Devo solo trovarla, perché sto andando un attimo a salti. Eccola qua. Una parte è quello che io voglio fare, la mia strategia, diciamo, intenzionale. Ci sarà qualcosa che non realizzerò, altre che mi verranno prospettate dal mercato, dai concorrenti, da quello che sono riuscito ad ascoltare, dai suggerimenti che mi possono venire. Quindi ci sarà un'altra fase che è quella in realtà della strategia realizzata che contempla i pezzettini persi e i pezzettini aggiuntivi che sono venuti avanti. Stessa cosa, ok, stessa cosa. No, scusate che non avevo finito perché è importante. Passiamo poi all'azione, no? Alla fase di implementazione e poi dicevamo alla parte di controllo. Stesso più o meno logica, ma è quello che si trova anche nei libri, ok? Idea imprenditoriale, analisi del settore, definizione del modello di business. Devo capire se quello che ho pensato sta in piedi, quindi iniziative di validazione, piccoli campioni sul mercato per vedere di non, cioè di strutturare al meglio, ok? Quindi fare dei piccoli test, dei piccoli progetti pilota.
Fatto questo, posso anche costruirmi una parte economico e finanziaria, su carta da formaggio, ok? Quindi proprio mettiamo in riga costi e ricavi se stanno in piedi. Se non stanno in piedi, a sto punto io devo rivedere il mio modello di business per renderlo sostenibile. Se è sostenibile, passo a tutta quella fase di pianificazione strategica e di azione. Business Model Canvas che raccontavo è una storia, è la storia di come noi facciamo la nostra impresa. Ok? Quindi è proprio uno storytelling, diciamo. Uno storytelling della nostra impresa che può essere influenzata in realtà da molti fattori, può essere influenzata e sono le forze, ok, che vedete qui in campo, può essere influenzata e dalla tecnologia, come abbiamo detto, e dai clienti, e dai competitor, e dall'ambiente legale, e da quello sociale, che tutte queste forze qui in realtà io devo farle convergere e metterle insieme. A me piaceva tanto quando ho fatto il master in gestione della crisi e del cambiamento in azienda, il docente, ok, che è era Castro, ok, Castro è stato dirigente Electrolux, è stato anche consulente, insomma, governativo, insomma, una persona di spessore. Mi piaceva perché per noi ha usato il termine che dobbiamo essere dei chimici sociali. E mi piace sta cosa perché è vero, cioè noi dobbiamo essere capaci di mettere insieme tutti questi pezzettini qui. Cioè dobbiamo trovare quell'alchimia che ci permette di creare la nostra attività. Come posso mettere insieme in ordine i miei pensieri? C'è uno strumento che si chiama Business Model Canvas che in 7 pezzi, ok? La parte sopra più 2 sotto, sotto ci sono costi e ricavi, ma 7 pezzi, metti insieme tutti quelli che sono i pilastri, ok, della nostra attività, che dobbiamo tenere in considerazione. C'è un giusto, uno sbagliato, da dove inizio, da dove non inizio? Inizia, ok? L'importante è iniziare, la parte finale è in realtà leggercelo e dire sta in piedi, è coerente, mi sono perso dei pezzi, quella è non c'è comincio da destra, a sinistra, in centro, ok? Però l'importante è che stia in piedi, che sia sostenibile. Intesa non sostenibilità ESG, ok, ma sia sostenibile intellettualmente, ok, che non ci siano discrepanze. Con Serena abbiamo fatto un esempio che insomma possiamo conoscere tutti, ok, che è la Apple. E allora ci siamo detti, senti, ma sta Apple, dove noi compriamo e il PC e lo smartphone, che cosa ci sta vendendo? Cioè, ci vende un pezzo, ma qual è la sua proposta di valore rispetto agli altri? E insomma abbiamo cominciato a buttare giù quelle che sono le peculiarità che secondo noi Apple c'ha. Quindi abbiamo detto, beh, senti, è facilissimo da usare rispetto magari, e lo dico da utilizzatore di Apple, che a questo punto se mi date in mano l'Android non sono capace di usare, ok? Quindi l'usabilità, la funzionalità, dentro c'ho tutto quello che serve per fare le videochiamate, le foto, messaggi, tutto quello che ci serve è qua dentro, archiviazione, Serena, intelligente, e mi ha detto che c'è anche lo status sociale, no? Perché in realtà avere, non so se funziona ancora, ma avere Apple all'inizio faceva figo, no? Quando arrivava in corso quello col computer Apple bello bianco nuovo, dice che cazzo lui c'ha l'Apple. Infatti ho usato ma che cazzo, va bene. Eh, eh, c'è tutta la parte di assistenza, la parte di durabilità nel tempo, e qui potremo però aprire delle parentesi perché dopo un po' non ti danno più l'aggiornamento, ti incentivano a prendere quello nuovo, per me non è questa la sede. Molti dispositivi, perché io con Apple posso usare e l'iPad e lo smartphone e il computer e avere tutto su tutti i dispositivi,
ok? Senza rompermi le scatole a chiavette per spostare e migrare dati. Apple per tutto, l'archiviazione, il cloud, perché se magari non ho più spazio posso usare anche più che cloud userei i servizi Apple, ecco, no? Tra cui il cloud. E rispetto ad esempio alla concorrenza, parlando dei PC, io non ho il problema Windows dei virus, in teoria. E soprattutto potremmo usare la professionalità, perché su alcune applicazioni, ad esempio i grafici, utilizzano molto di più Apple rispetto ad altri PC perché sono più funzionali. Quindi abbiamo detto, dietro a questa roba qui c'è una proposta di valore che è contenuta all'interno di questo. E quella proposta di valore lì, su un prodotto che vale, penso assemblato, quanto potrà valere? 400 euro? 500? Cioè te lo vendo a 1200, 1400 euro adesso, ok? Quella è la mia proposta di valore. Cioè questa proposta di valore mi permette di andare sul mercato anche a prezzi completamente diversi. Non è collocato a caso in centro, perché questa cosa centrale tiene in piedi, vedete che spacca in due, i miei costi e i miei ricavi. Per arrivare ai ricavi, alla fine il mio target, devo arrivare al mercato, no? E mi dico, senti, ma l'Apple a chi voglio venderlo? Studenti che vogliono avere lo status sociale, no? Riconosciuto, professionisti, abbiamo detto prima, perché il mio prodotto è qualitativamente più performante per la parte grafica. Quindi tra l'altro professionisti possiamo aggiungerci anche delle caratteristiche, professionisti grafici, eh? Imprese perché magari insomma, hanno piacere di avere tutto il sistema di scambio, ok, tutto, e poi giovani, ok. Per arrivare a qui, quindi a proporre questa proposta di valore ai segmenti di clientela, io ho bisogno di qualcuno, e qui ho capito l'altra volta che ho fatto confusione io a Serena, devo avere qualcuno che tenga la relazione per me, Apple, con il mio target di cliente. E poi questo target di clienti devo anche raggiungerlo, quindi avere dei canali sul quali proporre il mio prodotto. Chi tiene per Apple la relazione con il cliente? Allora, qui avevo scritto, uso questo perché sennò ho capito che fa confusione con quello sotto, giustamente. Personale Apple, ok, presente nei propri Apple Store. Sito, inteso, io non so se ci sia, sinceramente non so se ci sia, se lo sto inventando adesso, ma se io vado sul sito posso avere qualcuno che per Apple fa la parte di relazione, che tra l'altro può essere una chatbot, ok? Quindi se tu hai delle domande, delle curiosità, scrivi in questo pop-up una chatbot, quindi un'assistenza guidata che poi magari ti rimanda telefonicamente ad un consulente dedicato, ok? Consulente, ok? E poi ho tutto quel personale di punto vendita magari di terzi, tipo se io vado, se non mi sta facendo così, ok, se io vado alla MediaWorld, alla Troni, Unieuro, dove volete, c'è qualcuno che tiene la relazione per Apple e sta collocando sul mercato il prodotto Apple, cioè tiene la è lui che ti sta tenendo la relazione. Quindi, tra l'altro, se io sono Apple, che cosa vi viene in mente di fare? Che questi signori qua io devo fare formazione, perché non posso andare fuori garantendomi
lo status sociale di figo, parlare di assistenza, e poi magari c'ho l'addetto alla vendita, alla media world che della Apple, perché è un fanatico Android, non ne vuol sapere e dice una marea di cavolate. Canali sono praticamente gli stessi, proprio li ho mutuati, ok? Dopo ho capito l'impasse, quindi avrò il canale e i miei corner dedicati all'interno dei punti vendita, quindi avrò il mio Apple Store, avrò lo store online, tutti quei canali che poi mi permettono anche di fare ed effettivamente collocare sul mercato il mio prodotto. Flussi di ricavi, devo spacchettarli, cioè non posso dirmi avrò un fatturato di, ma composto da che? Il mio fatturato Apple sarà qualche miliardo, ma, ma all'interno di questa miliardata avrò dei flussi di ricavo che mi vengono e dai PC e dagli smartphone e dalla vendita degli accessori Apple. Capite che se io dopo devo fare strategia in azienda personale, perché anche personalmente poi abbiamo fatto dopo arriviamo all'esempio anche di Serena e oggi usiamo anche la presenza di Elisa, così ci scambiamo un po', e delle professoresse se vogliono, l'altra volta la vostra collega alla fine si era entusiasmata e aveva partecipato. Se devo fare strategia, potrei scegliere su che cosa focalizzarmi. L'obiettivo sarà crescita, capite che se Apple ha lanciato il nuovo smartphone, siamo al 16, non so più a che cosa, lì che cosa ci aspettiamo? Cioè, se io fossi dentro in Apple, mi aspetto che ci sia un flusso di ricavo che va a sostituire i prodotti vecchi, quindi che mi consolidi il fatturato e magari qualcuno che si avvicina ad Apple ulteriormente perché ha una prestazione col microchip a 18, a 16, non mi ricordo più, perché c'è la fotocamera, qualcun altro che si sente figo, che qualcun altro che si sente la vicinanza, l'usabilità, che si avvicina. Che cosa mi serve per stare in piedi? Cioè per fare tutto quello che ci siamo detti? Quindi quali sono le attività chiave? Di certo non l'assemblaggio, ci dicevamo con Serena, perché l'assemblaggio e la produzione dei componenti lo fanno in Cina, cioè io non ho così la voglia di... La mia attività non è incentrata su fare assemblaggio, la mia attività, abbiamo detto, è una proposta di valore diversa. Quindi io devo investire in pubblicità, perché devo martellarvi che il mio prodotto ha quelle caratteristiche, devo assolutamente buttare fuori continuamente aggiornamenti software, perché vi ho detto che sono funzionale, perché ho la mia usabilità, quindi bug che si possono anche creare, quelli sì fanno parte della mia e della vostra esperienza come consumatori. Devo essere comunque accattivante nella proposta, ok, dello strumento, quindi più fino, più compatto, no? Le, le- le cuffiette che hanno quel design perfetto per starvi sull'orecchio, ok? Alla fine di chi ho bisogno? Sviluppatori e designer. Tra l'altro adesso leggendo mi accorgo che mi sono perso un pezzo, ok? Perché vedete che qui io non ho messo marketing, ma la mia risorsa chiave potrebbe anche non essere marketing interno, potrei averlo addirittura come partner qui. Quindi qualcuno che mi faccia le campagne marketing per me, perché a me il mio core è diverso. Tutte le cose che non riesco a fare io, Apple, a questo punto avrò bisogno di qualcuno che sia partner, cioè che sposi il mio progetto e mi aiuti.
chi fa l'assemblaggio, chi fa il marketing, gli sviluppatori app, quindi quelli che poi voi trovate nell'Apple Store, sono tutti i vostri sono tutti partner Apple, perché danno la possibilità poi all'utente finale di avere N.000 applicazioni dentro. Ma non sono proprietà di Apple. Chi vi viene in mente ancora? Sì, sono stati talmente abili che li fanno pagare per fare le app e pubblicarle, perché costa rispetto al costo di Google, che si paga una volta ogni tanto, capite? per l'App Store costa. Grazie che ci ha dato anche, qui c'è il cloud. Vi faccio pagare 2,99 € al mese, 0,99 € al mese, perché voi usufruite di un servizio aggiuntivo. Qui, visto che siamo in tema, penso che ci siano ancora i pacchetti dell'università, i partner universitari. Almeno, mi spiace fare campanilismo e non è mia intenzione. Io ho fatto a Venezia, ok? A Venezia l'università era partner Apple e quindi avevi gli sconti studenti. È per tutti, immagino. Ma tutto questo blocco qui, quindi che prende in parte la proposta di valore e che si posiziona verso sinistra, è sostenuto da costi. Quindi, altro cosa che mi sento assolutamente di dirvi, ribadita serena, ma voglio che il messaggio sia ben chiaro anche Elisa, se non volete costi non fate impresa, perché la vostra preoccupazione deve essere quest'altro riquadro. La vostra preoccupazione devono essere i ricavi, non a contenere i costi, perché se tagliate i costi, tagliate i ricavi. Non posso permettermi di non fare marketing se sono Apple. Non mi posso permettere di tagliare la ricerca e sviluppo perché sono Apple. Una struttura. Cioè, adesso ho aggiunto il pezzettino, vedete che insomma anche riprendendolo è uno strumento che poi ti viene in mente, aggiungi, togli, capisci se sta cosa sta in piedi, ok? Il tuo modello, la tua modellizzazione. Se avessimo il tempo e facessimo quella di Brondi, fantastico, marketing fantastico, Brondi chi parla, cioè, secondo voi è la stessa proposta di valore? Facciamo solo quella, dopo il resto no. Cioè, intanto, a chi siete Brondi in sto caso, a chi vi rivolgete? Agli stessi fighi di prima? Parlatemi pure che non. Sì, è No, tutt'altro target assolutamente no. rispetto a Infatti. Apple. Capite che non è neanche la stessa proposta di valore, perché Brondi nella sua pubblicità vi dice quali sono le icone grandi. Non è la stessa roba. Si sente bene. Il target, quindi la clientela, è completamente diversa. Perché non stiamo più parlando dello studente figo con status sociale, il professionista figo, status sociale, stiamo parlando di persone, magari di una certa età, ok? Che hanno un udito un po' più basso, hanno difficoltà a schiacciare lo schermo perché le icone sono piccole. Completamente diverso. Tra l'altro non c'ho neanche i software in Brondi, perché penso che utilizzi il software di qualcun altro, immagino, o non lo so. Cioè, capite che non ho a questo punto la struttura che ho in Apple? Domande fino a qui? Cioè, ditemi se sono abbastanza chiaro. Ok. Proposta di. Come faccio? Noi abbiamo fatto
noi ne abbiamo fatta una che conosciamo tutti, cioè, insomma, è caso conosciuto, Apple. Ma come faccio a costruire la proposta di valore? Proviamoci, ok? Proviamoci, proviamo a avvicinarci. Quindi è sicuro un aspetto principale, perché a questo punto noi dobbiamo mettere insieme 3 mondi, quello che c'è sul mercato, quello che hanno bisogno i tuoi clienti, l'esempio con cui siamo partiti del ragazzo che faceva pannelli fotovoltaici sui mobili. Io non so, finito il giro di parentela che sicuramente acquisterà l'armadio fatto di pannelli fotovoltaici, chi altro? Facciamo così, se io intervistassi voi, vi dico, vi serve o non vi serve? Va benissimo, penso che mi diciate sto benissimo così. Dopo vi lavoro il marketing, quindi ci dovrebbe essere tra l'altro una forte componente di convincimento, quindi devo farvi maturare l'idea che vi serve, quindi lì c'è un altro lavoro da fare, perché all'inizio il bisogno del cliente non c'è. E andiamo a confezionare la nostra offerta. Mi raccomando, parole chiave. Allora, il target di clienti l'abbiamo visto. Bisogna che li capiamo questi clienti, ok? Bisogna che li scandaliamo la loro richiesta. Parola chiave, scrivere. Quindi l'importante è scrivervi queste cose qui. Su un foglio, andateveli a rivedere. Qui è un lavoro in realtà che si può fare con un altro canvas che adesso vediamo, quindi con un altro fazzoletto. Allora, questo è un approccio. Per dirvi poi anche scandagliare il mercato, no? L'altra volta con Serena abbiamo detto, ok, traduzioni, ma di che? E mi ha aperto un mondo, perché cioè, di traduzioni mi avete spiegato voi, traduzioni scientifiche, traduzioni, immagino, audiovisive, mi dicevate, non mi ricordo più, adesso non c'ho più l'appunto sotto, ma mi ricordo che 4, se non 5, 6 tipologie, macro categorie di traduzione ce ne sono. Quindi, se anche approcciando la libera professione, un conto è sparare sul mucchio, quindi dico, boh, faccio traduzioni, chi prendo, prendo. Una roba, ed è diversa, quindi una roba intesa come una strada diversa, è quella di mirare e dire io voglio fare traduzioni scientifiche, quindi avrò bisogno di una serie di competenze, avrò bisogno di una serie di strumenti, avrò bisogno di... e la mia offerta sarà posizionata su un target. Quindi la mia preoccupazione è capire qual è il problema del cliente. Non mi posso fermare a dirmi il suo problema è tradurre. Ma cos'è che sta cercando? Cioè, che problema c'ha che io sto cercando di risolvergli? Qualcuno che sia sempre disponibile 24 ore su 24 perché magari lavora con l'estero, perché magari, cioè ci sono fusi fate spagnolo, no, giusto? Cioè, fusi orari completamente diversi, eh? Solo questo. Lavoro con la Spagna o col mondo spagnolo? E quindi anche con tutto il Sud America. A me piacerebbe, cioè, tu mettiti nei panni, faccio veramente a titolo di esempio, ma per farvi comprendere anche la complessità alle volte, no? Io sono un target, ok? Scusate, un cliente target, ok? Che voi potete intercettare. Io sto cercando un traduttore, una traduttrice in Europa perché conosce il mercato, perché devo approcciare il mercato europeo e non trovo nessuno disponibile perché sti qua non lavorano di notte. Eh, non so se dico sciocchezze, però lasciatemi anche comprendere questa problematica qui che potrebbe essere di qualcuno del Sud America.
Certo. E cominci a domandarti, a farti tanti perché, no? Ma perché? Cioè, difficoltà a essere disponibili in orari poco convenzionali. Perché esiste sopra? È perché in Italia non c'è nessuno che vuole lavorare di notte. Sto cercando qualcuno che lavori fine settimana perché il nostro programma è fatto, non trovo cioè, e perché? Perché? Cioè, stiamo continuando a domandarci perché e perché esiste questo problema. Cioè, capite che già se ci fermiamo, veramente a titolo di esempio, a quello del Sud America, cominci a dirti, ma senti, ma allora io come posso fare? Quello prima lo possiamo usare anche un po' più da banco, ok? Quindi farlo anche in back office. E poi trasferirlo anche, migrarlo qui. Su un altro canvas, e si chiama Value Proposition Canvas. Quindi strumento per andare a confezionare quella parte centrale che abbiamo visto prima, quindi la proposta di valore. Qui sì c'è un ordine da rispettare, da destra a sinistra. Quindi prima profilo il mio cliente, capisco che cosa serve a lui, capisco cosa gli piace, che cosa lo soddisfa, che cosa sta andando alla ricerca, capisco quali sono le sue difficoltà. La parte di ascolto è fondamentale nella prima parte, da non dimenticarsi poi, ma è veramente importante, proprio per non fare l'errore di costruire cose che non servono. La parte di ascolto è importantissima. Capito la parte destra, vado a costruire quella che potrebbe essere la mia proposta di valore, quindi avrò delle cose che rafforzano le caratteristiche positive che il cliente sta cercando, qualcosa che lo aiuti anche a soddisfare le sue esigenze che in questo momento qui sono insoddisfatte. Come posso farlo? Tecnologia? Potrei usare la tecnologia potrei trovare il mio competitor e capire che cosa sta facendo per andare anche a migliorare il suo servizio? Perfetto. Siamo nella parte un po' più creativa anche, no? Per andare poi a confezionare quei prodotti e servizi. Mi pare di aver portato un esempio. No, sì, quindi il cerchio, insomma, ve l'ho detto, sì, andiamo prima da destra e poi da sinistra. Mannaggia, mi sa che non l'ho preso. Ah no, eccolo qua. Vabbè, mi piace lavorare per esempio perché sennò restano cose forse poco tangibili, ecco. Allora, mettetevi nei panni, ok? Io vorrei aprire un ristorante, ok? Adesso io mi sto mettendo nei panni di qualcuno che viene a pranzo, ok? E sto dicendo che magari è un rappresentante che deve andare a pranzo, ok? Quindi il mio profilo di cliente. È un profilo di cliente che ha 35-40 anni, magari è una donna, ok? E non ha tempo, è un rappresentante, deve mangiare, ok? Deve mangiare, possibilmente veloce, attento alla linea,
Quindi questo è il mio profilo, ok, di cliente tipo. E che cosa deve fare? Deve mangiare in modo rapido e cibo che sia sano. Questo deve fare. Ascolto, capisco, eh? Quindi di che cosa avrà bisogno? Mi sto immaginando, scusa, che sto qua, o questa rappresentante, sempre di corsa, che deve mangiare, vuole sedersi a tavola, stare tranquillo, un attimo, in un bell'ambiente, ok? Che mangi bene, che possa mangiare bene e che possa mangiare veloce. Magari se è un rappresentante avrà bisogno della fattura, magari hai contanti che non ho il resto, quante volte succede che alle volte dici non ho il resto, hai 20 centesimi, 10 centesimi, 50 centesimi, ti faccio lo sconto, ti metto il prezzo così doni, tutto sto... ok? Pagamenti quindi devono essere rapidi e devo avere qualcosa che gli permetta di avere una fattura. Se è un rappresentante, ma magari è il rappresentante di un'azienda, quindi magari è munito di buoni pasto. Devo convenzionarmi, giusto? Non s- Quante volte è successo anche ieri che dovevamo andare a fare aperitivo d'ufficio, di corsa via veloce, posti completamente trascurati perché sono lungo la strada e non hanno posteggio. Se sono rappresentante, non ho voglia di sbattermi per perdere 10 minuti, un quarto d'ora a cercare il posteggio per andare a mangiare. Devo avere il posteggio comodo. Magari scopro che questo qui è anche voluto, ok? E magari si guarda verso le 11 che si beve il caffè, si guarda l'app del mio ristorante e ti dice: senti, oggi mangio il brasato. Se è sempre connesso, avrà bisogno, ok, che ci sia connettività. Perché se è un rappresentante, magari devi mandare una mail, devi guardarsi il sito del cliente che poi andrà a trovare nel primo pomeriggio, dopo pasto. Non ha voglia di aspettare, ok? Non ha voglia che ci sia un casino, ok? Non ha voglia di chiamare, magari, perché si trova lungo la strada, alcuni. Cioè, non conosco il posto, io sono di Conegliano, vengo a Udine, non conosco dove andare a mangiare, non so, trovo questa bella insegna e entro, non ho prenotato. Abbiamo detto che è qualcuno che sta attento alla linea, quindi non posso dargli le verdure ripassate al burro, carote e piselli di solito. Difficoltà magari a trovare posti dove fare la fatturazione, che ti accettino buoni pasto, che non ci sia il posteggio, e insomma la pulizia in generale. Cioè, questo è il profilo, noi abbiamo detto solo quello che per lui sono i vantaggi, ok, nell'andare a cercare un posto e quelli che sono invece le difficoltà e quelle cose che lui non vorrebbe, no, trovarsi mentre cerca il posto, l'osteria, la trattoria, il ristorante, il luogo dove mangiare. Cosa vi viene in mente qua? Arredo. E qui mi attacco. Non possiamo offrirgli il tavolo della mensa, non possiamo offrirgli la seduta, la sedia della mensa. Abbiamo detto che è un rappresentante, quindi sai già che è cravatta, bello, o la rappresentante col tailleur, usando anche un po' dei luoghi comuni, ma me la passerete. Quindi cibi, menù breve, perché a questo punto mi dà anche la peculiarità, no? Perché mi dà anche eventualmente la sensazione che quel cibo lì sia fresco.
Se trovano invece un menu di 80 pagine, so che probabilmente qualcosa è congelato, qualcosa non è giusto? Sì. Beh, a questo punto, come ideatore e ideatori in questo momento della proposta di valore, è che io devo fare, l'ho detto anche prima, non mi sono reso conto, che devo fare le convenzioni per i buoni pasto. Certo. Digitalizzazione del pagamento. E magari, cioè, la fase creativa è questa, no? Magari io non ti do neanche, non ti faccio neanche aspettare la fattura. Ti dico, te la mando, cioè, a parte che c'è lo SDI, ma non importa, ok? Ma il senso è, non ti faccio neanche attendere che redigo la fattura. La fattura tu monta in macchina, vai, te la mando via mail, o te la mando sul telefonino. Cioè, queste sono cose che vi possono distinguere anche da altri. C'è un posto qui vicino, vi dico, aperto solo a mezzogiorno, ok? È, questi giorni qui, naturalmente sotto festa, non ha un buco libero, aperto solo a mezzogiorno ed è assolutamente tagliato, cioè confezionato, diciamo, per il mondo business. Allora, ne abbiamo fatti alcuni di vantaggi, facciamone solo alcuni sotto invece. Bello, guida al segnalatore posteggio libero. Dopo ce la giochiamo, sì, con l'app, no? Fantastico, ma non ci siamo nessuno di noi preparati, ma tu pensa ai posteggi multilivello, no? Dove ci sono adesso li hanno messi su alcuni, no? E ti mettono il semaforino per indicarti, guarda che questo posteggio è qui libero, questo è rosso invece è occupato, che tu visivamente sai già, senza girare a vuoto, dove magari indirizzarti. Mi piace. Riduttori, insonorizzatori, non so se esistono tra un tavolo e l'altro, cioè un po' per mitigare il frastuono, no? Dopo i prodotti, cioè vedete, dopo andiamo anche su, in realtà noi abbiamo confezionato la nostra proposta di valore, dopo ci saranno i prodotti che, quindi definiremo un menu che Serena ci ha detto deve essere breve, magari per chi è intollerante, ok, terrò in considerazione proposte senza glutine, senza lattosio, proporrò insalatone, proposte del periodo perché sono salutari, ok? Secondo piatti non li posso fare brasato, ok? Dovrò fargli qualcosa di più digeribile per non passare il pomeriggio abbioccato. Per esempio, secondo me, cioè, abbiamo fatto sul ristorante, ma insomma, adesso con la professoressa ti viene in mente dopo, non è scontato, eh. Cioè, io sono sicuro che la prima volta che vi trovate lì col cerchietto a vedere la job dei clienti, non sai da dove iniziare. Ma è così. Perché per me è importante anche l'esempio che vi resti per dopo provare a... Ok? Boh, questo l'abbiamo detto, sempre la stessa, insomma, sempre la proposta di valore, quindi problema, soluzione, ok, abbiamo usato la Value Proposition Canvas per soddisfarlo e vediamo, utilizzando il tempo che ci serve, che abbiamo, mercato, mi piacerebbe raccontarvi del mercato, ok? Perché, vediamo se trovo la slide da supporto, io ne ho porto tante, ma più che altro è per se avete domande e magari c'ho quella di supporto dopo. Non è tutto uguale il mercato, ma perché l'abbiamo detto
dall'inizio, no? Che ci sono anche tanti tipi di traduzioni. Quindi, tra l'altro, io se dovessi valutare la domanda di mercato sul livello di traduzione, dovrei circoscrivere in che ambito mi colloco, no? Quale tipo di traduzione mi colloco? E quella è la domanda potenziale. Dopodiché ci sarà una vera e propria domanda di mercato. Ok, quindi è questa, cioè la linea nera, che è fatta di tanti piccoli pezzettini, cioè questa domanda di mercato è soddisfatta da tanti altri attori. Quella è la vera e propria domanda di mercato, perché magari qui è non. Dopodiché c'è una terza linea che è la vostra, per collocazione di prezzo, per comunicazione specifica, per competitività, Per quindi lingua. per lingua. Quindi non è detto che il mercato delle traduzioni, che non so quanto possa valere, sia esattamente quello il vostro mercato di riferimento, cioè va un po', anche questo un po' più circoscritto. Quindi posso capire la mia tipologia di cliente e già lì faccio una scrematura e capisco qual è il mio mercato disponibile. Riesco a capire dal mercato disponibile qual è il mercato servito da tutti quanti. A questo punto, se questo è il mercato servito da tutti quanti, io devo capire poi quale può essere la mia fetta. Dalla mia fetta, cioè il mio target. Se io vi dicessi, cioè facendo l'esempio proprio da partita IVA, ok? Se il mio mercato della traduzione invento, vale 20 milioni, sì, ho capito io che il mercato vale 20 milioni, ma tu sei in grado di soddisfare 20 milioni di fatturato da solo? Come diceva la professoressa, io spero che troviate un equilibrio tra la vostra vita e la vita lavorativa, dopo se la volete dedicare tutto al lavoro, scelte personali, ma cioè, c'è un limite proprio fisico anche a raggiungere questa dimensione, a soddisfare tutto questo mercato. Potrei eventualmente lavorare per raggiungerlo. Beh, è un altro tipo di lavoro quello, no? Devo costruirmi dietro la mia attività. Quindi, se uno dovesse partire, Serena, Elisa, non so se partite IVA, imprese, da imprenditrici o da partite IVA, ok, però definite quali sono e il mondo della traduzione, cioè qual è la vostra traduzione specifica. Immagino che le due professoresse, non so, magari ne avranno ambiti anche diversi di traduzione, o magari lo stesso, sì, forse, ok. No, io, Io letteraria. Ok, io mi occupo di traduzione scientifica, ma dal tedesco, per cui ma è tutta un'altra roba, cioè è tutta un'altra cosa. Sì, letteraria e scientifica sono due mondi completamente diversi. Cioè, il completamente diversi. mercato Sì. della professoressa Renata e la professoressa Sasaki, cioè due mondi completamente diversi, con valori diversi. E con Certo, specificità diverse, anche perché nella certo. traduzione tecnica adesso ti danno solo post-editing. Io lavoro nel settore automotive, Cioè, crisi capite? nera, per cui Auguri professoressa. per cui Porca miseria, lì. cioè solo traduzione automatica da correggere e basta. Sì, là è stata. Abbiamo partecipato giovedì scorso, ad un incontro sì, e
più di una voce si è lamentata della gestione del settore dell'automotive in Germania, e la ricaduta abbiamo capito che è un po' pesante, e lo stiamo vedendo anche sulle aziende qui, sì, perché completamente, alcune dipendenti dal mercato tedesco come subfornitrici. Ok, concorrenza, cioè non pensate di essere gli unici o le uniche. Quindi anche qui, se tra l'altro avete due livelli, immagino, di concorrenza. Una sono le partite IVA singole, quindi diciamo liberi professionisti. Immagino anche nel settore della traduzione ci siano agenzie o società. Quindi avete due livelli, ok, con cui dovete andarvi a misurare sul campo. Quindi quelli sono i vostri concorrenti. Sì, e poi la cosa importante è non fare concorrenza abbassando il prezzo, perché sennò si perde tutti. Allora, d'accordissimo, assolutamente d'accordissimo. Se dovessi dirvi un insegnamento ricevuto è fly to quality, quindi andare verso, cioè, siccome c'è un ribasso, e ne parlavamo anche l'altro giorno con Serena, mi sono dimenticato la terza concorrente, no Serena, che dicevamo l'altra volta, se te la ricordi. No, non mi ricordo, perdonami. La L'intelligenza traduzione artificiale, automatica. l'intelligenza artificiale, cioè Mhm. a me anche lì sta scombussolando tutto. Oddio, i livelli non sono ancora preoccupanti, nel senso che le traduzioni automatiche che mi arrivano, pur essendo molto curate, hanno ancora dei bei svarioni, per cui c'è Sì, ancora sì, cioè, fortunatamente possibilità di intervento. c'è ancora possibilità di intervento, sono d'accordo, però su alcuni tipi di traduzioni io credo che a breve arriveremo a Ah, cioè se già così sì, ma un certe buon traduzioni livello. non sono mai arrivate neanche ai traduttori, perché venivano tradotte magari in Cina, in India, in e, qualche e- modo. Infatti basta leggere le istruzioni che troviamo negli elettrodomestici, eh, che sono incomprensibili. Però è un concorrente in realtà, per voi. Quindi ci sarà una base di traduzioni che probabilmente non saranno, cioè, non passeranno più sul tavolo, come diceva la professoressa, perché quella lì sarà coperta dall'intelligenza artificiale. Ma ve lo sto dicendo, cioè, con cognizione, perché anche il nostro lavoro, se voi scrivete, fammi il business plan della traduzione di un'agenzia di traduzioni su ChatGPT, una base vi viene fuori di ragionamento. E allora non verrete più da, insomma, sulla strategia di controllo, il libero professionista, il professore conoscente, ma ve lo fate lì. Che cosa posso andare a vedere? Vado a vedermi i loro servizi, anche come si propongono sul mercato, qual è la loro quota di mercato. Se avete a che fare con società, quindi agenzie che sono strutturate come di solito società di capitali, perché se no non ci trovano le informazioni, trovate anche i fatturati. Quindi se trovate dei fatturati potete anche dire, senti, ma quell'agenzia lì copre il 20% del mercato perché ho paragonato l'agenzia A, l'agenzia B e l'agenzia C. Una copre il 40, l'altro il 30 e l'altra il 30. Che cosa è che li differenzia? Perché una è più brava? Perché una è più strutturata? Quali sono i servizi? Idem le partite IVA, cioè io l'invito che vi faccio è comunque, anche sulla partita IVA, che è un concorrente, io, porca miseria, se vado a vedermi su LinkedIn cosa fa questo,
che curriculum c'ha, che canali, ok, utilizza. Un altro strumento che ci può aiutare. Porter. Le forze di Porter. Okay, io c'ho un mercato, sì, la concorrenza, la traduzione, okay, che è schiacciato da alcune forze. Da una parte ci sono i fornitori, okay, dei servizi, quindi altre agenzie. Dall'altra parte c'ho gli acquirenti, in realtà che anche questi hanno una forza contrattuale, quello che diceva magari prima la professoressa, prezzi sempre più bassi, potere contrattuale dei clienti inteso anche, ce lo facevo l'esempio prima, clienti che ti domandano sempre la traduzione tra un'ora e mezza perché hanno fretta. Cioè capite che quello vi sta, sono due forze che per voi rendono più complicato, ecco, la gestione. Dall'altra parte c'ho prodotti sostitutivi, esempio la intelligenza artificiale, ma potrei avere anche agenzie di comunicazione che non sono agenzie di traduzione, giusto? Perché che con l'utilizzo magari dell'intelligenza artificiale poi arriveranno anche a fare il lavoro che stiamo cercando noi con difficoltà di ritagliarci. Quindi, tra l'altro, ho un potenziale entrante nel settore. Ditemi se sto fantasticando troppo o se vedo che la professoressa dice è vero. Quello non era un mio potenziale concorrente, può diventarlo. Anche qui, beh, se mettiamo insieme le forze, no? Capiamo eventualmente dove aggiustarci o cosa aggiustarci. Una parte di stakeholder ne eviterei, però è tutta la parte sinistra, diciamo, quella che abbiamo visto essere i partner, ok? E ehm, mi pare stesse dicendo anche la professoressa, magari sono anche altri colleghi, ok, con cui puoi fare relazione, perché devo fare, oltre alla traduzione dal tedesco all'italiano, me lo domandano anche per il croato, non lo faccio io, però è un servizio che io propongo al mio cliente tramite un partner. Se voi domani venite, vi faccio proprio l'esempio anche su di noi, se domani, che naturalmente siamo vicini adesso alla parte di sostenibilità aziendale, ok? Nel mondo delle società la preoccupazione è misurare l'impronta carbonica, ok? Quindi la carbon footprint. Se venite da me, che vi raccontavo a Serena, ho fatto economia e finanza di ambiente, di misurazione dell'ambiente, non so una cipa, ma è un servizio che noi possiamo fare tramite il nostro partner. Quindi mi prendo sempre io il contratto, mi prendo sempre io il pacchetto da fornire al cliente, non sono direttamente io che propongo il servizio, ecco, che svolgo il servizio. Idem penso che c'era anche nella parte di produzione, no? Se mettessimo insieme la professoressa Sacchi, io la chiamo Renata, abbiamo deciso, no? Avremo due mondi che magari in qualche pezzetto, che può dirlo, si possono unire, no? Allora, una volta che abbiamo fatto tutto sto grosso casino, perché dobbiamo mettere in ordine sto casino che abbiamo, ok? Perché all'inizio è un grosso casino, ma questi strumenti in realtà ci aiutano a mettere ordine. Ecco,
se dovessi raccontarvi il nostro lavoro è mettere in ordine, perché alla fine c'è tutto, dobbiamo solo metterlo in ordine o trovare i pezzettini che mancano. Passiamo poi a quella che è la mappa. Ok? Ci saranno dei macro obiettivi, ci saranno dei cioè degli obiettivi principali, ok? Questi obiettivi principali avranno per forza di cose dei sotto-obiettivi. Per arrivarci dovremo fare dei passaggi, ok? Sarò in grado di identificare che passaggi mi servono, ok? Quindi fattori critici di successo su cui fare leva. E poi posso anche unire, cioè di capire la conseguenzialità delle cose, ok? Quindi capire che cosa mi serve in successione logica per conseguire il macro obiettivo. Quindi macro obiettivo, stiamo parlando di aziende, ma insomma, migratelo anche su di voi. Scopo principale, la redditività dei soldi che voi investite, spero. Bene, che cosa posso fare per raggiungere questo obiettivo principale? Qui stiamo in tema economico, ma ve lo spiego tranquillamente. Devo magari lavorare su quelle che sono le dilazioni verso i miei clienti. Le professoresse, penso, siano a conoscenza. Se la professoressa sa che adesso fa il lavoro che deve consegnare fra un'ora e mezza, il cliente la pagherà probabilmente fra 30 giorni, se non di più. Ok, quella non è redditività del capitale che ha investito. No. Ok? In azienda è uguale, c'è il momento della vendita del prodotto e l'incasso che sarà in un momento successivo. Si matura un credito, no, nei confronti del cliente. Perfetto. Se io dovessi lavorare in azienda e dirgli, senti, ci siamo messi questo obiettivo, uno dei fattori critici di successo per la redditività potrebbe essere che questa dilazione di tempo sia più corta, sia più breve. Non mi paghi più, caro cliente, a 60, 90, 120, 180 o quando sarà. No, mi paghi fra 20 giorni. Se vuoi, se mi rompi le scatole perché mi chiami alle 2, che vuoi le cose per le 3, alle 3:45 magari mi mandi la distinta del bonifico. Sì. Porcaccia miseria. Quindi, cosa serve perché tutto questo funzioni? Serve che qualcosa succeda all'interno dell'azienda. Serve qualcuno che monitori puntualmente che il cliente stia pagando. Serve qualcuno che tiri sul telefono e contatti il cliente. Serve qualcuno che guardi la banca. Serve qualcuno che mandi il sollecito. Tutto perché questa cosa... Ma noi siamo partiti da parlarci della redditività del capitale. Questa è la mappa. Quindi che cosa serve per arrivare lì? Questa la tralascio, però è la stessa cosa, cioè la mappa strategica delle azioni collegata di solito la si collega alla balance scorecard, che è un altro strumento utilizzato che prevede che ogni singolo obiettivo abbia almeno anche 4 risvolti. Uno è sicuramente economico e finanziario, l'altro è di soddisfazione del cliente, comunque lo trovate, ve la lascio. Io posso consegnarvi sì, le slide, professoressa, sì, se ve le mando, le gira lei un po'.
cioè, tenere sempre in mente 4 obiettivi aziendali. Uno è economico-finanziario, l'altro è dei clienti, ok? Quindi di soddisfare, di lavorare per soddisfare le esigenze della clientela, quindi degli obiettivi per eccellere su quelli che possono essere i processi interni, cioè se, e mi ricollego, ma veramente perché mi date la possibilità e vi ringrazio, alla professoressa Sacchi, se il cliente mi domanda la traduzione fra un'ora e mezza, ok, io devo eccellere nel prendere questa segnalazione. Cioè, se io guardo le mail e ho le mail silenziose e la mail al posto di mi scrivono alle 2, ok, e alle 2:30 io devo ancora rispondere, cioè capite che avete perso il cliente? Perché quello lì si sarà arrabbiato che non le avete risposto e sarà andato a qualcun altro. Cioè, capite che se voi, cioè, quello è eccellere, devo avere la notifica e dirgli va bene? E, importantissimo, apprendimento e crescita interno delle figure aziendali coinvolte, vostro personale in questo caso. Questo, sempre vi racconto questo aneddoto qui. Sempre la settimana scorsa, la società di cui siamo partner, diciamo, si chiama Consili, è una società molto... A me piace usare leader alle volte perché sembra siamo tutti leader in qualcosa, però loro devo dire che in questo momento qui sì, sono in una posizione molto prestigiosa, ok, di consulenza. Per dirvi, adesso hanno seguito tutto il ritorno della Bianchi Biciclette in Italia, quindi l'hanno rifatto tutta la fabbrica, ok, quindi loro sono specializzati nella struttura della fabbrica. E c'era un grosso consulente, un senior, signore con una tempra fantastica di 89 anni, ok? E lui è stato uno dei primi italiani della consulenza dell'Anderson, che poi ha avuto un altro decorso come società di consulenza perché è andata a gambe all'aria. E lui ci diceva che, insomma, la società mondiale di consulenza, che una volta quando si era rappresentato dai suoi senior, quindi diciamo dai manager, perché l'avevano chiamato perché era stato bravo, nel tempo che lui aveva segnato nell'attività della consulenza era primo a livello mondo, ok? E i partner gli avevano detto, senti però quanto tempo hai dedicato allo studio? E lui non aveva, cioè era focalizzato sulla soddisfazione del cliente con l'attività di consulenza. Lo studio invece l'aveva, non dico trascurato, però è passato in un secondo momento. E i senior le avevano fatto presente questa cosa qui. A me, insomma, che te lo dica un signore che con questa esperienza qui, insomma, ha una portata, è stato consulente anche sì, governativo, quindi vi dico anche persona culturalmente di una cultura alta. Cioè che te lo dica anche lui, al di là dei libri di scuola, perché questo lo trovate sui libri di scuola, però che ti dicano un signore con un'esperienza così sulla consulenza, mi fa pensare che è veramente un fattore critico aziendale e personale il tempo dello studio. Evito costi e ricavi, visto il tempo, obiettivi, azioni, ok? E percorsi anche logici che ci portano, ok? Allora, macro obiettivo, anzi tematica o criticità rilevata. Io voglio sistemare, magari in azienda vorrei sistemare la caduta, ok, di oggetti dagli scaffali in produzione. Questa è la mia criticità tematica che io devo soddisfare. Cosa posso fare per mitigare questo rischio? A parte il sistemare gli scaffali, ma sarebbe un altro tipo di azione, ok? Però posso far indossare
ok? Sulla sicurezza del lavoro, fare indossare gli elmetti agli operai. Giusto? E qui si comincia a compilare una serie di lista di problematiche che si trovano in azienda. L'importante è trovare la tematica, la criticità, ma trovare anche cosa bisogna fare, perché è lì, no, che la differenza che ci siamo detti tra l'idea e l'azione. Questa è la differenza. Capire che cosa si può fare. Ma bisogna anche farla. Quindi ci siamo detti, io devo dire chi è responsabile di questa azione, di questa criticità, devo darmi anche una priorità. Cioè non può essere tutto uguale. Ci saranno cose importanti e urgenti, lasciate stare complessità, anzi possiamo metterci anche la complessità come caratteristica. Ci saranno cose importanti ma che non sono urgenti. Ci saranno cose urgenti che non hanno meno valenza, meno importanza. Posso avere un cliente che mi dà l'urgenza, ma è per me un cliente molto importante. Posso avere l'urgenza del cliente che è solamente una grandissima rottura. Chi faccio prima? Se ho tempo, faccio tutte e due. Se non ho tempo, perché il fattore tempo è limitato per tutti, farò quello che è più importante dei due a questo punto. Se ci sono soggetti coinvolti, dopodiché devo dirmi come misuro se io sto andando nella direzione giusta, abbiamo detto. Come posso misurare se sto andando nella direzione giusta? A questo punto, e si chiama indicatore lead, quindi che mi sta portando al risultato, devo fare indossare gli elementi. Quindi io devo misurare l'importanza delle misurazioni, devo misurare quante persone stanno indossando l'elmetto sulla totalità delle persone che girano in fabbrica. Quello è un indicatore se la mia azione di farli indossare sta funzionando o meno, no? Mi dico da dove parto. Guardate che attualmente il 20% delle persone sta indossando gli elmetti. Va bene, ma il mio obiettivo è arrivare all'80% di persone che... Cosa mi fa dire, quindi indicatore lag, se ci sono arrivato, quindi se ho ridotto, vedi, la tematica era questa, se ho ridotto il mio rischio di caduta, ma anche di infortunio, ecco, forse il rischio di caduta, rischio di infortunio per la caduta degli scaffali in produzione, me lo starà dicendo se ho effettivamente ridotto il numero degli incidenti. Questa è anche una mappa, no? Quella che avevamo visto prima. Su un foglio Excel, sì, niente di software sofisticati, eccetera. Esempio di nuovo. Sono sovrappeso con un rischio di malattie cardiache. Bene, che cosa posso fare? Beh, devo perdere peso. Che cosa c'è che mi segnala se sto facendo la cosa? Tra l'altro avrai anche due indicatori. Avrò eventualmente le calorie mangiate, ma posso avere anche le ore dedicate all'attività fisica, no? Che mi stanno dicendo se sto riducendo peso. Guarda, passo da fare attività fisica un'ora a settimana, mi metto l'obiettivo di farlo 5 ore a settimana. Che cosa mi sta dicendo se sto arrivando all'obiettivo che mi sono dato? A chili persi. In questo caso, solo a titolo di esempio così, questi li trovate anche, ma non esposti così, ma lo trovate in internet, anche se cercate indicatori lag e indicatori lead,
ok? Ma per me è importante che capiate la logica sotto, dopo a seconda di che cosa sia, non ha importanza, l'importante è la logica. Come raccolgo il dato, mi serve la bilancia, parto da non aver perso niente a dirmi voglio perdere 10 kg. Idea? Ok? Ma anche monitoraggio delle azioni che se le sto mettendo in campo o meno.